Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progettu Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su cantu a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustianu Pilosu. Un saluto a totus, deo seo Diego Pani e sezis iscultanne sa prima puntata de su podcast Modas, sas bogas de sos cantadores a tenore, su podcast de su progettu Modas. Modas, tutela e valorizzazione del canto a tenore nel rispetto delle sue espressioni locali, est un progetto de su Istituto Superiore Regionale Etnografico a su presu canto a tenore, un progetto che è stato finanziato dal su Ministero della Cultura Italiana con sa legge 77, una legge posta può amparare e valorizzare sos benes UNESCO italianos. Po maniare Modas, s'Isre ha tribagliato paris a sos assozios de sos cantadores, su soziu tenore Sardigna e su soziu boches a tenore, paris con su coordinamentu Campos. Su progetto Modas ha bidu differentes aziones commente una chirca con documentazione fatta da intervistas e de videos de canto a tenore, a topiol de tenores in sas prazzas e in sols illeri de differente biddas, laboratorios in sas iscolas e poi su censimento de sos cantadores e su vraigu de una rete de su canto a tenore. Una rete noa chi pone pari sos comunes con sos assozios de sos cantadores e chi tene s'Isre commente capofila. Custa rete tenet sa punna de sighire su traballu cominzatu con Modas, pro s'amparu de su canto a tenore. Tenzo sa sorte de tribagliare come responsabile de questo progetto parisi con Bustianu Pilosu, studiosu e cantatore issu puru, coordinatore de sa rete de su canto a tenore e anima de totu sas aziones portadas innanti con Modas. Bustianu ha giratu sas biddas, faghine sas intervistas con sos cantadores a tenore, chi sun comos a diversas puntadas de questo podcast. Sos arresones chi nessin a pizzu sun totu de impoltu mannu e proprio po cussu amus decisu de das organizzare commente serie e podcast tutto in sardu. Una serie che presenta a chi ascolta su mundu de su canto a tenore, contato direttamente dai salbogel de sos cantadores, chi contano appunto su canto in su tempo de oe, de commente fiderisi e de sas isperas po su gras puru. Po questa prima puntata amus pensato de aver saidu a su mundu de su canto a tenore, a su progetto e a sas puntadas con sas intervistas. Po questa volta e via s'intervistato ad A.S. Bustianu. Bustianu, tu eses studiosu e cantatore a tenore, ti pregunto prima de tutto una presentazione de su canto a tenore. Ite cosa est? Su canto a tenore est una manera de fagher musica, fatta dai battos pessones, d'unzuna de gustas cun sa parte sua. Su bassu, sa contra, sa oghe e sa mesuoghe. A pesare est unu e bia, a pesare che narrere cantare sa cantone che in sas paraulas cominzare su canto. Noi in sardu sos cantadores li namus pesare una oghe. E infatti si è sa oghe chi pesa su canto. Sos atteros tres cantadores, bassu, contra e mesuoghe, li ponen fatto faghende musica. Su prul de salvolta, namus a su 99% de salvolta, sa ca no è sempre gai, non narano mancu paraulas, faghen sonos. Custos sonos bessin da esaula de su bassu e de sa contra e son bogues proprio che potimus narrare il gutturale, il boghel de ula. E finza sa mesoche tenete un sistema sou de ogare e chi cambia da un luogo a s'altro e da persona in persona. Custas tres partes formano un accordo, paris con sa oghe. Quest'accordo namus che sa parte più bassa è proprio quello che si narra basso, che ripetiti sa nota de su punto che ha dato sa oghe. E la mantiene fissa, che in una vibrazione de sa ula che la mantiene sempre fissa. Sa contra si che colloca da, come si narra di musica, una quinta in sopra de su basso, mediamente, che poi bada e su cantonzo va sempre scambiamento, in alto, in basso, qualche movimento besta dessa contra puru, però namus in linea generale che s'accordo de base est che sa contra si che colloca da una quinta in su de su basso e gai risulta da una quarta in sutta de sa oghe. Sa oghe sta sottava de su basso, sottava arta de su basso, e sa mesuoghe una terza in sopra de sa oghe. Quando cantammus a tenore,
questa parte si muove, los accordos cambiano a zigu, ma quando si serra su cantigu si torna sempre a questo accordo che vos ha ponato, che è stesa base de su cantigu sardu, non solo de questo che l'inamus a tenore, a baitate este in generale, in sa musica sarda, un sistema che este questo che si narra da maggiore in sa musica. Cantare a tenore però è il vivido, commente una maniera di stare parisi. Est una maniera de fare musica parisi, de vivere sa musica un pare, de non essere donzuno po conto sou, ma de fraigare musica un pare inventende musica che su tenore non tenede come in teatral musica sa prul moderna, al namus che forse si gusta sprus tradizionale s'assimizza un bellettutto a su sistema de su tenore, ma paragonato con narrare una cantone che scurtammo su sa radio normalmente, su tenore non funziona gai, quando narra scudda paraula, sa notta e scusa, s'altro va che cuddu, una chitarra in tragoi, un altro... Su tenore non funziona in questa maniera. Intanto sa che donziolta separata sa poesia de cantare, non bada una poesia fissa legata a una musica fissa, ma sono due cose che s'abboiano il suo momento de sa cantata, che innantisi non si schia manco ite de pia cantare saoche, su chi decide disse il suo momento e su chi intende de chi esti scurtende finza sosattero stress. E s'abboiano un pare e si fa che musica e poesia parisi, ligatoso a pare, e si fraiga musica, casa oche, donziolta, decidi disse ite vaghere, in una oche notte, in una oche ballo, comente la mandare da innantisi, e sosattero s'adattano, ma non solo s'adattano, intrano a maniera i soro, secondo sa regola del su cantico de saida i soro, ma ponzende bi cosas personale al donziolta e su cantico non si ripiti mai due volta se sa mattessi maniera. Commente vos apponatu, cantare a tenore è sponne sparis poesia e musica. Ponoisi de su mondo de su canta a tenore, su tenore este saoche de sa poesia sarda, finzasa de sa poesia iscritta. Sa poesia, su brul de salvoltas in Sardegna e cussa tradizionale è tutto poesia orale, ma su tenore permitti finzasa a sa poesia iscritta de tennere saoche sua, de tenne su sono che si scrittura non li potte dare. E che invece storrada issa surigral de sa gente che ascurtada in su coro puru, che in saoche, ca su sensu non è solo de sa paraula, ma il finzal de su dono, de sa maniera che gusta paraula donzi cantatore li schiddare issa cantata sua e chi trasmitti di meda de brusu de sa paraula iscritta. Este cantare a tenore gai legata a sa poesia, chi sa gara de poesia improvvisata non si potte fare che schena tenore. Su tenore este vinzas in cue si strumento chi dai musica a su cantare de sos poetas improvvisadores. Su poeta improvvisadore non narada sas ottavas in sa gara de poesia, las cantada. E commente las cantada a tenore. Donzone che su traio sou, chi sa maniera sua, che su dono che li schiddare e che li chiede dare. E su tenore li fa che sa musica, li dai su sono, li dai corpus, che la porridi a su pubblico che sta scurtendo in pratta. Cantare a tenore, po noi che lo faghimmo a sos tempos de oie, prul de erisi, che oggi abbiamo una coscienza diversa de su vaghere, de su cantare, che sos cambiamentos che bisogna statos. E tanto su cantatore a tenore intende de fare scultura sarda, ma non pezzi sarda, sa cultura de sa ida sua, de essere un interprete de sa cultura de sa ida sua, de sa cultura sarda, ma de sa cultura de sa ida sua, intro e ida e foral de ida. Puite, naro gusto. Che vinza su progetto Modasa, tene questo titolo, si narra Modasa, proprio che imparare su canta tenore non che narrare imparare in generale una maniera di cantare, ma che narrare imparare donzi maniera di cantare de donzi iddaca. Donzi ida tene sa moda sua, si narra moda sa maniera de fare tenore de una ida. Si bada 60 ida, 60 battle bidda, sa che tene in questa cultura
poetico-musicale nammusu, bada, baranta, modal differente, imparare su cantica a tenore che narra ed imparare. Tutto gusta al modas. E donzune quando canta da fa che cussu, fa che de sa moda de sa idda sua. È una cosa curiosa de su tenore, che chi è del devora, insomma, non sempre lo comprendete, este che uno de una idda, ponimo il budduso, non canta da sa moda de sa idda curzo che sta là. Ma non lo pote proprio vagare. Se lo vagare quando capita che in qualche amico, poi brulla, poi yogu, che li piace questa moda, ma non este giuganti così e tene cussenzia che non si rappresenta né isse né saida sua in questo vagare. E bada una gelosia vinzasa de su vagare denore da una ida satira che donzida che mantenere sa cultura musicale sua, che l'espropria. E non la gare cambiare chissà satteras. Cantare a tenore dando non è che uno si capesa de canta oi e bolfago intendere una cantata a sorgolese. No, casino el de orgosolo non li spetta da cantare a sorgolese. Deppe essere orgoleso. Questa è la cultura del vagas tenore nostra che abbiamo sconosciuto da su tempus passato e che abbiamo manteso fino a su tempus de oggi. E oggi a baidade è speul de prima. Casa di moria de che perdere esas cosas che est intrada che in sa modernidade, custa di moria ha battido sa gente in tre salbiddas a essere il galo brustosta in custo. A li dare meda bruscara de su tempus passato, quando chi è potia timmere de che perde su cantica a tenore quando in una ida cantai a sei in tre. Cantare a tenore este vinzasa una maniera di imparare sa limbasar. Casu tenore si canta da pezzi in sardo. Non si pote cantare a tenore in una lingua che non sia su sardo. In prusu badde narrere che su tenore non canta da, e questo pare quasi in contrasto con su che viene dando, però è il gai. Su tenore, siccome este strumento de sa poesia, imprea sa limba sarda de sa poesia. Sa limba da sarda de sa poesia cantata in tutto il centro-nord de sa Sardegna e sul Locutoresu, che non este sa limba de una ida, este una limba de sa poesia. Che tutti os cantadores conoscene e tutti os cantadores impreana po cantare a tenore. E tenen cussenzia de una limba che este nam sovracomunale, che canta da accudala de s'allaccanasa de sa idda sua, che vaedda da tutto sa Sardegna. Cantare a tenore, proprio per su fatto d'essere in battoro, cantende, e de sa necessità de fare un usono che diventa d'uno e via, da e battoro uno, che renarre il finzasa rispettare sattiru, imparare finza a barrare donzuno in tretto suoso, a fagere su chi si deppe fagere. Pochi dottu parisi si vaga cussu glinammus tenore, cussu glinammus concordu, pochi su tenore essa da concordu comente lu disizammus e sa gente lu quere intendere. E custu concordu esisti pezzi si bar rispettu dessas partese, bar rispettu de satteru. Non si canta da sa sola, non si canta d'uno contra satteru, si canta da comente amigos, si canta comente cumpanzo, si canta po' fraigare, e custo si va che pezzi si bada rispettu. Su canta tenore il finzasa educazione a rispettare al differenzias culturales, alla sconoscere innanti de tutto e a rispettare, quando nammus che bisogna al modal diversas, differente da una idda satira, su cantatore di una idda non disprezza da sa moda de satira idda, anzi la scurta da in attenzione, la grada a mera, certo preferi sa sua, è spesato in cussa tene di su coro, cussa tene di su sentitu e cussa cantata, però quando scurta sattera e intende tutto su chi satteru biponede, sattera idda biponede in questa maniera di cantare, impara a rispettare sal differenzias. E sal differenzias poi, quando che las imparas po su tenore, si alen prodotto, non si alen pezzi po su tenore, si alene produttus as culturas che abboiammus, produttus al musicas che abboiammus. Cantare a tenore che renare al finzas imparare a rispettare tutto sal musicas di su mondo.
In su 2015 su canto a tenore è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità UNESCO e in su 2008 è stato iscritto in sa lista de sos patrimonios immateriales de s'umanidade, sempre da UNESCO. Ite è scambiato secondo te da tanto? Cantu custa nomina è servita a sos cantadores e a su mundu de su canto a tenore? Quando è scappitata questa questione dell'UNESCO, io mi lamento commente che sia toie, che non lo aspettaiamo. Già a sos tempos via Brulzova numedate commente so como, che ha colato belle 20 anni. Da pagu mi aveva posto a studiare su canto a tenore. Finza a una paia de annos innanti il decurso de su 2015, finza anammus a su 2002, su 2001, 2002, io via a bere uno cantatore e via. Faghia su cantatore a tenore, certos problemi, certo spesamento, il manco mi lo sponia. E gai faghiamus tutto, bello e tutto. Quando besti stata questa idea fatta dalla provincia di Nuoro da Francisco Liccheri, che ha tentato una questa trivida, nammus, de cercare de amparare su tenore imprende sul sistema dell'UNESCO, che è un sistema internazionale che nammus cerca da su mondo tutte le esperienze del sos homines che non si devono perdere, nammus, che tenen un segnale del valore per le comunitades. E su tenore, tanto Francisco, ha pensato che su tenore potia attendere questo riconoscimento e entrare in questa lista de solbenes che l'UNESCO poi tutela da amparata. E la verità è, su che ha cambiato su cominzo, è stato che non siamo abboiados. Camamento che una delle cose che pedia da UNESCO vide a fare su censimento del bene lì in Araia. E a ischire, insomma, questo bene canta tenore, è riconosciuto, anda bene, però canto sono sos cantatores, e canta gente cantata, inue cantata, cantu canta di saida, il ruolo de su tenore, al funzione, sos contestos, eccetera. E pago si studio a ponare il belle che nuda baiada sopra a questo tema. E le prime cose che abbiamo fatto è che Francisco Liccheri, tramite l'ufficio della provincia, ha comunicato a sus comunes de fare abboiare in Nuoro sos cantadores. E gai è stata un'occasione, e forse sì, la cosa più importante è tutto, che non siamo visto tutto parisi, commente non fi mai capitato in storia. Non siamo abboiados po la prima volta po arreionare de su che faghimus. Faghiamus e faghimus de su cantare nostro. Questa è la prima cosa, il primo effetto dell'UNESCO, che ha cambiato meda, che in cui è stata l'occasione di narrare, ma l'UNESCO riconosce questo canto, noi sì, in fondo li schiamo, no? De fare una cosa de cabale, de fare cose de sostanzia, bella, che non spiega a cantare a tenore, non spiega da cantare a tenore in una maniera macca, però una certa folclorizzazione che da anni schimbanta in goi ha mutato questo mondo del suo canto a tenore, che l'ha entrato in una specie, come te posso narrare, in una camminera che quasi non te ne bessida. De quelle cammineras che voi a Savine attobba su murro a un muro ed è per storare in dai segus. Uno gozzolo nammusu de su folklore moderno che è prusu rappresentazione del suo passato che non manco presentazione del suo presente, che è prusu proprio rappresentazione del suo chisimmo, non su chisimmo sabero. Non è fa che sta in ora bero, diventa un'altra cosa. E questo non ha cambiato questa maniera. Abbiamo potuto pensare e ragionare tutto parisi sopra a questo fatto, sopra a sul valore di su che vimmo il fagende. Abbiamo ragionato la prima volta sparisi e sono messi a campo un montone di idee, di opinioni, cosa bella al meda, da in cui non siamo sposti sparisi. Non solo nammus che non si è angramata a ragionare la prima volta, a contare canto il film, in salbida, se gai,
Ma poi abbiamo proprio creato questa un'associazione, il primo sozio che abbiamo fatto, che Galu è presente, io ne faccio parte, sono il suo direttivo da Edando, che si narra da sozio tenore Sardegna, e mi ammento che su primo anno abbiamo essere stato un'ottantina di tenores che sono entrati in questo sozio. E in giro di poco mese, appusti si chiama il fatto, la prima manifestazione, pastore tenores in Ollolai, che vimos 120. 120 gruppi a tenore che narrare, donzi gruppo beabatro, gimbe, sese, qualche volta vinza sotto e de cantatores, fai dammul de centinaia di cantatori che hanno partecipato a questa manifestazione che abbiamo organizzato in Ollolai, che vi saida di Francisco Licheri, del suo presidente della provincia di Dando. E l'abbiamo fatta in e vinza scaso sindaco che bivitando, non si è azzuato a fare su sozzi, insomma una storia lunga, bella, che non si è azzuato. E questo è stato effetto dell'UNESCO. Torrende a Sa di Maradù, è stato effetto dell'UNESCO. E abbiamo seguito dopo anni, poi l'associazione sono diventata al due, si è nascita a Bocca a tenore, siamo su un montone di gruppi che vi rivagliano, gente che è crescita in tutto questo regionale, che come che tiene de belle 20 anni, de 8 anni, o de 7, de 8 anni, di attività, abbiamo fatto mezzo di cose, tutto nascita da questo riconoscimento dell'UNESCO. Prosa presto a Saterala, a sala massimo de sas istituziones, non abbiamo stento su che nos aspettaiamo. Abbiamo stento un montone di oltas a... Sì, la scurtana, siamo d'accordo, bellissimo, goi e gai, però a su momento de suvvagere, impigno ben adapido, pago e nulla. Quasi chi questo messaggio dell'UNESCO sos cantadores l'han rezzido, l'hanno finza sposto in pratica che su vaghe soro. E noi si stato imbolato. Dai una cosa che è solo simbolica, no? Ma è come potremmo narrare sul premio Nobel a Grazia Deledda. Se premio Nobel a Grazia Deledda, l'hanno riconosciuto. E spezzi uno cante papiru, è un riconoscimento de un ente, de si Svezia, ma itte valore dene doie. S'unica femmina in Italia è retta questo riconoscimento, canto in Sardegna conta, da conta a meda, possa ida de Nugoro, forse sì, in cui pure qualche cosa in più si poteva fare, però meda, se il fatto è se il facende, Sisre Mattessi, che due Diego Bidrivagliasa, don zanno organizza attività, studio, conferenze dedicate a Grazia Deledda. Altrettanto deppi ad essere, posso cantare tenore, è un simbolo questo dell'UNESCO. In fondo, non va sostanzia de nulla, ma è scomenta con una nobile tutto. Ma la verità è che è un'aima, un strumento che dobbiamo imparare per fraigare cose de gabbali sul mondo moderno partendo da su chi siamo, da su chi teniamo, da esas qualitades che so sardos hanno dimostrato che su tenore te tenere. No, giusto su chi ha nato. Sas istituzioni, però, soprattutto queste italiane, da una lopa di anni hanno cominciato a lavorare meda de prusu, posa tutela e valorizzazione del bene immateriale UNESCO italiano. E proprio da questo impegno noi, dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare parisi a su progetto MODAS, un progetto di studio, di valorizzazione e di pratica di su canto a tenore. Abbiamo trabagliato parisi con sos assozio de sos cantatori a tenore de Sardegna e con s'assozio Campus, no? Con questo grande progetto portato avanti da Sisre. Questo progetto che forse si è su progetto per un anno che sia mai fatto po su tenore. Quali sono state le parretose, le idee principali che hanno guiato questo progetto? E te si è fatto in questo tempo? Penso che la prima idea sia stata questa che su tenore è un bene immateriale. Pare senza una bambioria la narra il goi, ma a volte non si bipessa. Invece a base di tutto questo ragionamento che abbiamo fatto per questo progetto che abbiamo fatto Paris, Diego, a parre il mio, veste proprio questo concetto di bene immateriale, che non lo potete stoccare, che non lo potete esamparare ponzendo in una vetrinetta, che non abbarra manco firmo. Questo bene immateriale
questo fatto è proprio su chi nos ha guiato in sa progettazione e prusu galu de sa progettazione in su trivaglio fatto d'onzi die proprio popolo a mandare da innantisi. Casu bene immateriale, come te potete essere su denore, este in intro dessa scussenzia dessa gente. In italiano si narra dei portatori del bene, cioè bisogna curdoso chi dene su bene canta tenore, lo dene nissoso. Chi sono? Sono cantatores. Ma come in tamullato, siccome bisogna salmodal differente, da ida in bida, sono cantatore de cada ida in maniera differente e originale. E gai, finza salbida, sa casa ida, no è spezzi gente chi scurtada o che a volte noi scurtada, ma è il gente casa musica fatta da esa gente come te potete essere su canta tenore, vive in intro de una ida, in s'ambiente de una ida, i sollogol de saida e solmamento su numbe saida s'abboiada e si riconosce come te bida e su denore estuno de sal manera in sa scala saida si riconosce de si spregada e tanto trivagliare in questo progetto per noi è stato bonne sparisi cantadores bidasa, appassionados de canta tenore e trivagliare vari schissa gente, dare oghe a tutto gusta gente. Si noi non considerammo che questo trivaglio este meda pruldiligu, de altro trivaglio de amparo, de altro il bene, il mancare come te potete essere un uraghe, se noi non considerammo che su trivaglio è il meda pruldiligu, noi se noi abbiamo fatto nulla, invece noi partendo dai gusti gustideru abbiamo fregato a parre il mio un progetto bello meda e l'abbiamo battuta da innanzi che s'azzudu de chento e chento e chento cantadores. La verità è scusa. E in un besos cantadores si sono inteso il die bodie protagonistas. Noi sì, è il vero, abbiamo progettato questa cosa, abbiamo trivagliato direttamente. Io sono andato in tutte le albidas, ma a fine, come andiamo a intendere vinzas in questa intervista del suo podcast, noi siamo stati istrumentos, non sai, ma de gusta podare oghe, come intendesse il microfono, che ha moldato oghe a tutta questa gente che ha diritto de narre su barre sou, de vagher intendere e de vagher comprendere i testenore, che non este su chi pensa Bustiano Pilosu o Diego Bani o chi sia dei studiosi. Cusso a se vine so sconto, se conta paga nulla, finza su chi sonende io come, paragonato a su chi invece il bessi da campo, da su chi narana, come una gimbantina de cantadores, ma se su tempo su esa gana non lo permettiti, e sa salute non lo permettiti, andiamo a fare altre almeda de intervistas e de abboios incantadores e altro spuro hanno poter fare questo conto che non adesso è su conto di uno, ma su conto de tuttos. Questa è sa base. S'altra cosa è che in ogni momento de su che abbiamo fatto, non pensi sa progettazione. Che noi che siamo gente che li studia questa cosa, poi noi se lo diamo come scontato, li schimmus che il gai. Però i foras hanno il gai. Su denore a volte c'è un oggetto folcloristico da ponere in cui e in un momento che non bisogna da questa è la bella Sardegna del canto tenore. Ma per noi non è il gai, ma non è il gai manco posso cantatores. E tanto tutto questo progetto è stato battuto da innantisi che in questo pensamento fisso su denore è un bene culturale. Este una cosa che dene un valore per noi, posso sardoso, e per ogni cantatore commente parte de sa vita sua, una parte manna de sa vita sua. Sas azioni che abbiamo spessato e che poi abbiamo fatto sono legate a differenti questioni tutto di importo. Innanzi di tutto, conoscere su bene, cioè conoscere su canta tenore, e studiare proprio. A un ghirru proprio canto bindade cantare, cioè torrende a cui da regno caponato su cominzo, su UNESCO, lei apposta su cominzo l'idea di schire censimento de su bene. L'hanno tornato a fare. E sul senso che dobbiamo conoscere de itte semmo fai dente. Calendè storie, sa situazione, si stadu de su canta tenore.
Un'altra punna importante che creo, che fa che parte fin dalla tradizione de Sisere, della cultura de Sisere, sa documentazione. Su canta tenore, tambene si la era fatto da emeda, donzuno che su strumenti de sos tempos suos, ma documentare a noi soi non fi bisonzato che altra gente innanti di noi era fatto questo travaglio. E noi siamo pensato giustamente, Diego, in questo progetto de fare un travaglio di documentazione bene fatto che in suo strumento de oie e creo finzas che qualche cosa di buono siamo resessitos all'ufaghe. Proprio de su cantonzo, documentare su cantica tenore e su 2021 e su 2022. L'abbiamo gianato, lo dovremmo a narrare. Dare oghe a sos protagonistas. Poi a vero si intendano protagonistas. E chi siano issos chi non narrano e tende su canta tenore. Un'altra cosa che io penso che sia da sa base di tutto, può imparare una musica, un cantico, tocca dell'ufaghere. Quindi, abbiamo il fatto cantare, cantare e cantare. Abbiamo organizzato occasioni a boios per cantare in intro de su surcu, che è una tradizione nuova che nasce di esos anni 60 vinzas a oie, desos a boios che si narra segnal de cantico e gai, che sos cantatori e tutto si hanno inventato da esempio per si poter abboiare e cantare. E noi si l'abbiamo battuto a un livello alto, a un sistema ben organizzato, sempre documentato in audio, in video. Abbiamo fatto un sito perché pone stotto gusto e poi lo fa che sconoscere. Un progetto completo, potremmo narrare. E si è scantato meda, siamo il fai bene de gente, 200, 300 scantatas, a forse il batto scantas pure non la sappo contata, ma che sono meda, vero, abbiamo difficoltà del finze sul montaggio, se la può la sponere, che è un travaglio macco, no che siamo entrati in un travaglio macco, che pezzi, ad esempio, a me mi de piazzare a conca de va che sto gusto, però a Savine nam su chi tenimmus este un risultato umano, che come al nato tu è stata in manda, questo è il forse su progetto per il manno, per completo per il manno, che si è fatto mai sopra su tenore, fatto un'ammo sa verità, che in pago in ari puro, belle che nuda, paragonato a tutto l'opera che si è fatta. Un'altra operazione che abbiamo fatto in questo progetto è che su tenore in Salbiddas, che vedi stato non uso la parola sarda proprio, già garato, cazzato dai sol logos e dai sol momentos in un besu tenore fi mere, fi di sa musica de gusto momento, de gusto logos, partende dai sol sillerisi, dai sol scozzolol de salbidda, sa spiazzedda, sol logos in un besu abboian sus pizzinnos, ispuntinos e rebottas de sa gente, organizzazione festa, al familiare, in tutto questo logoso, su tenore a bella bello, che vi perdende, non resessia più a entrare. Massimo sol sillerisi, che vini sul centro sculturale dessa musica sarda, sol logoso in un besi pottia da regionare e cantare, in da innanti a una dasseinu, ma non pezzi buffare, come me dal volta si pessa. No, a regionare, conoscere, faghere scultura e faghe musica. Logo de musica, come te possono essere un altro logo certo pub musicales, locales in un bebada musicistas che donzi volta in ingramados a fare musica. In Sardegna esistia questo, naturale, normale e fide organizzato sopra a su tenore, ma su tempo moderno ha battito a entrare televisione senza il sillerisi, a ponere una radio a tutto volume in intro, a terra musica commerciale, vieni da evora, in tutto su rispetto però che abbogato su tenore dai gusto logos che vinso suos. E noi in questo progetto che l'abbiamo storrato in verso al Biddas, abbiamo fatto queste iniziative che sono rese dal Gaiene, che noi, se tu elischisi, canta mie, che rezzimmus, non abbiamo il donzidie, ma quasi, finza serisi, mangramato da un'altra idda, può narrare, ma in bidda quando lo fagimmus. L'azzi il fatto in og, l'azzi il fatto in cue, ma noi sittesemmus, sos parentes poveros. E lo noi, se non abbiamo il diritto.
È normale che un progetto tiene sul limite suo, in quantità e in tempus, che non si può accudere a fare stotto, che questo mondo su tenore è il manno. Penso che questo trivaglio comunque l'hanno fatto e hanno dato, non naro che l'hanno storrato, hanno dato idea, hanno fatto a comprendere che no che dobbiamo storrare, alleare possesso dei territori e sul logos che vini sul nostro. Un'altra operazione che è cominciata come e che luego speriamo della attire a compimento è scussa dei laboratorios. Laboratorios pro sannou de su canto, popolare da una generazione a s'altra. Noi si schimmo che questa cultura nostra paris con salimba che è il fora da scuola italiana in Sardegna, che è il fora dell'umanno nostro. Noi io personalmente penso proprio che questo non sia giusto. Penso che la cultura sarda, la lingua sarda tenga dignità e importanza in Sardegna canto a questa italiana. Forse in pruso, ma non in manco. Ma questa dignità e questa importanza non viene riconosciuta da scuola ufficiale. Questo è un danno mannu. Che è scomente chi non balfa da nulla. A un vicino li narana. Studia italiano, se non posso andare da innanzi di sa vita. Ma non li narano in studia su sardo. È scomente che li su sardo non conta nulla. Se noi schisi italiano, su matematica, scienze, eccetera, in italiano, non posso andare da innanzi di sa vita. Ma su sardo e sa cultura sarda non bisogna. E tanto su valori solo in intro de sa sconca, del suo spessamento, de donzi vicino, tenere un valore de vago in nuda. A saterala sa musica. Sa musica è uno limbazzo, una forma de sa comunicazione alta, de artistas, de musicistas, de cantadores. Questa musica pure, questa musica nostra, che è il fora da scuola, non banda bene che l'ingollire. E noi in questo progetto abbiamo fatto un passo importante, ne abbiamo fatto altro che sono associ, ma noi che l'abbiamo battuto a un livello organizzativo per il manno, una cosa che è protagonista sprulzente, non sempre solo mattessi, a diventare tutto a zigo per il mastros, a comprendere chi è del manno, chi esiste, non si impegna a comprendere chi è del manno, chi esiste mattessi, non si impegna pochi sol minore, sol giovane, che sono benzende a su mondo, conoscano su tenore e lo conoscano direttamente, cantato da sol mannos in tutte le occasioni. Questo bene ha da diventare una cosa di vago valore e forse si rischia fin al si perdere. Ecco, imparare che renare strivagliare meda in sabboio de sal generazione. E su progetto nostro, questo beste. Una cosa che penso sempre è che ogni azione del suo progetto tenia da un obiettivo doppio. Che noi si facciamo mesi a topio sopra los cantatores, su matessi tempo fu il film, poi ponne sul video in un archivio, ma non solo. Finza come video de cantos singolos in YouTube. Oppure ogni azione fu pensata può grammare non solo sos cantadores, ma sul giovane de Saidda, può cliccare de risultare ad azzappare il più possibile sul generazione nosa. E proprio questo abbiamo pensato a forme di comunicazione che non sono solamente legate a si studio, a sa conservazione, a sa archiviazione del risultato, ma quindi a una comunicazione diretta tramite sul canale del tramite YouTube, tramite Instagram, tramite uno sito internet che è tutto organizzato e uno può navigare in sul sito e azzappare po ogni idea sul videos, ad azzappare sa spuntata di questo podcast relativa a ogni bid, e quindi YouTube, Instagram, su podcast in Spotify, Apple Music, tutte queste piattaforme di ascolto. Puite sa cosa fondamentale de su nambu di Malcu modas, che abbiamo provato secondo me dobbiamo finire il risultato a fraigare questo che su inglese narrano brand. Abbiamo fraigato un brand che è il modas, e modas che era appunto fare come chi sia da un ponte tra sa pratica di 50 tenore e
tutto sono possibilità che nos offri la comunicazione di el Deo. Ecco, però torniamo a queste azioni e soprattutto a un'azione particolare, che è uno dei trabalhos più importanti al fatto di entrare su progetto Modas, che è stato questo del censimento. Ecco, contanos quali sono i risultati di questo studio. Dando sul censimento del su canta tenore, dopo già arrionato innantisi, è una parte importante. Cada volta vediamo queste cose, però noi schimmo bene la quantità di questa cosa. E noi ci siamo posto in conca di fare un censimento ma funguto, preciso, non naro che l'abbiamo fatto come sul censimento ufficiale, se che non siamo a saltare di fare scusso. Però questo puro non è stato fatto mai. Ma manco di si baccurziare a questo, fino a opinione del nessuno e del satiro. Sal mea, sal tua, sal di un altro, che a Savine si alene per su chi si alene. E questa volta no, sul censimento è stato fatto. Va travagliato presso una 100 persone. 100 persone se poco bruso manco van travagliato, finza a zigo de bruso, de 100. Poi tenaro gusto, che a Savine il risultato che a tenore si canta in 100 iddas. 100, che noi spessaiamo il meta bruspago. Si canta in 100 iddas, in forma diversa, non tutto a zigo differente, e finza che in storia diversa, che in raighina, che a volte il bisogno e a volte non bisogno. Donzi idda, donzi storia il differente da esatta. In questo censimento però pone di mezzo su 100 iddas. Che arriva da Castello, che bada gente in Castello, magari gente che viene da altre logos, da Sardegna, da sala nostra, se gai, e altri giovani che si sono come a boiende che devono imparare, gai. Ma gente che canta da tenore, certo, non è su tenore del su connotto. Non è la cultura del su tenore del sagale e fai da pensare come. È una cosa nuova, moderna, ma esiste. E noi il documentiamo tutto. Che teniamo su diritto, ma su dovere, bruschiateru, di contare tutto sul mondo del suo canto a tenore, vinza tutto su chi è su noi, chi è da su mondo oie, chi nasce da quella regina che ha molnato, ma che è il nuovo differente. Questo è uno dei principi fondamentali dell'UNESCO, no? Inclusione. Inclusione. Casi non, chi siamo noi può narrare it si deve fare, che non si deve fare. Noi contiamo su che fa questa gente, che è il giusto che sia gai. E poi in intro di questo censimento, quindi non si logo, teniamo su un referente. Un cantatore, l'hanno fatto dos cantatori questo censimento. Certo, dobbiamo storare grazie a Vincenzo Gigi Oliva, che mi ha dato meda, in questo è attento un ruolo importantissimo, che è stato un panzo nostro ricercatore, etnomusicologo, e cantatore de Bosa, maestro sul Conservatorio di Castello, che ha fatto uno travaglio che non finì mai, no? Una cosa verità, io pure mi bisogno impegnato meda e siamo resessitos a che cogliere in donzida sol numenes de dottus os cantatore, il numenes sambenato in meda logoso edade, sa parte che va che in su tenore, eccetera. E abbiamo ottenuto un risultato bello, che siamo su iompidos a 3.500 cantatores, documentados che numenes sambenato, bida poida, siamo giompidos a ischire che 3.000 de gustos cantano che in vogel de ula, che su prul de su 90 pochentu de gustos 3.000, che cantano che in vogel de ula, questo che è molnato tenore vinza giacommo, sono in 60 battle bidas. Cioè salbidas dessa tradizione, del su connotto, del su canta tenore. E chi su tenore è il forte meda e proprio in umbe se sconnotto da sempre. Chi tenete froed al noas in calchi logu e in calche altra provincia logos e biddas. Però sa forza manna de su tenore est proprio su coro de questa zona, che è su centro dessa Sardegna. E sa zona che ha mulbisu, che tenene cantatore prul de tutto, sono Barbagia, sa zona de Nugoro, sa baronia, sono salzonas che tenen plus cantatore, ma bindameda su Marghine, bindate sa Costera, bindate su Montiferru. Su tenore, se il mostrato in tempo goi difficile come a custol de oie può mantenere tradiziones goi antigas, goi vinzas particolares come intende su tenore, che
E non è facilissimo, poiché non è di questo ambiente, senza a comprendere e a piacere. Ha dimostrato una forza che non pare vero. Noi canta la musica può tambantare in Sardegna un numero di cantatori o di musicisti al goiardo. Noi si bindadatteras. In umbe non bada chi è di fare de mastro, un'organizzazione che è tutto basato sopra a commentes e sempre sconnotto. Han mandato da innanzi naturalmente. Certo, ha perduto conforme al suo passato, ha perduto me da io mente in bida. Lunaro può fare a comprendere che però il problema esiste su mantessi. In bida, quando il suo 93 già ha fatto un censimento meu in Torpè. E fimmus 230 cantatori su 1993. Oie, a distanza di 30 anni, il belle 30 anni, l'abbiamo fatto sul 2021, 28 anni di differenza, in bida 80 cantatori, su un'ottantina. Si comprende che qualche cosa è scambiato. Questa generazione, se che sì che sono andata, che non bisogna prusu, che su tempus, a colada e sa gente si candida, bindai a meda, ma meda de brusu, de cantatori. Sa generazione nuova è storrato sul numero di cantatori, però il Gallo una forza, che una ida come te Torpè, su centro Torpè, tiene 2000 abitanti, se tiene poi 1000 salfrazioni, ma i saide de Torpè proprio de gusto il 2000, più de 80 cantano a tenore. No è spago. Poi Babbidas come Torgosolo ben da 280, eccetera. Tutto gusto il datos, sopra Salbidas, os cantadores, e chi canta Kimbo il debettus, come te potete essere Saida Dua, Santo Lussulzu, in Bosa, chi canta di nambal maneras, debettus e de ula come Torticale, Garteddi, Orsei, Irgoli, Biddas che indifferenza, chi canta da Bogheballu, che ha perduto da Bogel di Ula ultimamente, ma che il documentato che la stenia come te Cassellu Sardu, Aggiusu, che sono in su nord proprio, cantano in Gadduresu. Tutto questo documentato Parisi. Tutto questo la gattate su sito, Lunaro calende su sito, poiché non si ascolta. Sì, non abbiamo ancora nato. Su sito è www.arriedemesutenore.org. Facile alla gattare, ma vinza sigircades modas a tenore, bolbessi diretto su motore, de ghirca bolbessi diretto questo sito, è un sito completo, come ti ha nato Diego dando l'alnaduene, il bessende bella beru, e in giro di una paia mese, se andiamo a documentare vinza sul laboratorio, so tinaro che ad essere una cosa di spanto. Ecco, un'altra azione importantissima, forse è una delle esprusi tradizionali con cui abbiamo cominciato questo progetto Modas, no? Che fu cussa di fare una scantasa intervistas a sos cantatori de differenti biddas e noi si cantata. Queste intervistas, che sono state intervistas che si hanno a poter intendere intre questo podcast, e te non scontano adesso canta tenore. Una pariga di domande, quale fu l'idea principale che ha movido sos arresonos e quali sono sos temas che ne sono esititos a pizzo? Kirko, de non mi lunghiare meta, che no che binde di ad essere cosa al denaro binde a meta, bindata. Namus che noi siamo partitos, che siamo gente che nasce da esa chirca, siamo chircadores, legatos a su mondo desi studio e a sul metodos, sal maneras, che può comprendere tutto, dobbiamo stare nel documento de arreionos. E poi noi in Sardegna siamo cresciuti con Ignazio Macchiarella, no? Quando vimos il suo conservatorio e su università. Ignazio Macchiarella, che è un musicologo, storico dell'Università di Castello, della Facoltà delle Lettere, e chi è stato, per noi, fino a sapomè, che sopra il manno di 3 anni, su chi mi ha imparato il te narrare, e chi non sa imparato di il te narrare etnomusicologia, studiare, fare ricerca sul campo, non sa imparato a berre sosogros, a non querer narrare a poco compreso, a cercare sempre di comprendere più a fondo, da andare a cercare sul dedotto quale sono, sa si spinta da intro,
podonzi musicista e cantatore può fare su chi fa, e poi abbiamo imparato una cosa che è la ricerca dialogica, cioè su sistema che noi non facciamo mai a sa sola, ma che diventiamo strumento adesso cantatore, adesso il musicista, dessa musica matessi. Questo che poi è la guia metodologica, no? Che abbiamo stento in questo progetto nasce dai gusto sistema dialogico che Ignazio a suo comincio non ha imparato. E chi si due pensa, se no, si può narrare che Ignazio Macchiarella sia suo babbo si scuola di etnomusicologia sarda, no? Questo che dà da fraigare. Non è sardo, ma come è sardo. Caisse è originario siciliano, ma come è uno di noi, ha travagliato sopra il dedotto in Sardegna, la opera sua sono sopra il dedotto in Sardegna, ma su brusco mentre se ne due io le riconosco una qualità che non sempre teniamo, no? Chi non tiene gelosia. Isse non timme su confronto. Isse nos ha dato a tutti noi che viviamo il discente suo la possibilità di nos confrontare e di rivagliare sul livello suo. Nos ha assinzato una maniera di fare. Poi Donzuno l'ha fatta a maniera sua, come si fa che su cantare, su mannu ti va t'assinza come si canta, da poi però Donzuno te pettene su draio su su cantonze. E abbiamo fatto noi si studio, però con da raighina, con da moda, con da maniera che abbiamo imparato a Barrada e questo gruppo di trivaglio che abbiamo ammaniato noi, che siamo diventati su tempo un gruppo di studiosi, che Marco Luzzu, Paolo Bravi, Ponne Mentovare, Roberto Milledu, Gigi Oliva che abbiamo mentovato innanzi, noi il duoso e atteroso che vi trivagliano tutta in Ghiriu, Marcello Marrasa che è uno che ha sempre collaborato, è spruso antropologo, ma è sempre in intro de gusto trivaglio nostro. E poi abbiamo abboiato a Bernardo, insomma, tutta questa esperienza nostra, manna, poi a Savine che è entrata intro dei noghe e ha condizionato vinza su una parte, noi su senso che è andata in questa direzione di questa intervista. Capito il vero su chi se nanne, cioè che a questa scuola, questa metodologia a base di studio di questa scuola è scusa dialogica, è l'idea che la verità di questi studiosi è sempre fraigata, vari sa gussa, disintervistato, del suo cantore, e che quindi è un arresono che non finì mai, ciclico, che non finì mai. Giustamente, e tanto noi questa intervista si può tornare che abbiamo fatto una bella parentesi, che anche ti piace scurzo, Questa intervista che abbiamo fatto, praticamente io sono andato, pare che in Gigi Oliva, ma poi intervistare sono stato io e Gigi ha dato me questa organizzazione e questa documentazione di queste interviste. E finza mi ha accusizzato me in 1000 occasioni sopra come mandare innanzi le interviste. E qualche volta questi interventi di buru indirizzando le interviste. Cada volta non tutti gli argomenti sono stati stoccati e Gigi mi ha ammentato. Quindi è una collaborazione. E in queste interviste che sono pure di Chimbanta, 57 intervistati. Interviste che durano da 25 minuti fino a un'ora. In certe occasioni. Arreiono liberos. A su comincio al film facendo che sul sistema classico nostro, poi tu e Diego, a stento, si deve denare, ma faghiamola registrando al boghe, seguendo il microfono, uno può essere intervistato, uno può essere intervistatore, documentiamolo finza in video, faghiamoci una cosa zigo per il bene fatta, che poi una casa può diventare finza qualche cosa di differente, finza su un podcast, può diventare finza su un podcast. Questa è un'idea bella che stento, e sapremo, infatti, come l'ho fatto in Silano, non siamo organizzato bene per fare questo trivaglio. E a zigo si intende i suoi audio, o massimo si intende, sa da intendere a chi la da ascoltare, però la qualità del suo cucinare del bella e la musapone su mantessi. Sul resto sono fatta certo, sono fatta dai noi che non siamo operatori de podcast e gai, però si può scurtare, bada una buona qualità del audio che si può scurtare, un unico
Roberto non finendo che sa qualità è beste e potrebbe essere un podcast del valore, di un podcast del valore. E queste interviste non cherano essere interviste sopra temi precisi. Sono state a Beru l'idea di fare contos sopra su tenore. Cioè, donzi intervistato in fondo, conta da su canta tenore commente la vividuisse. Me dal volta su conto al documentato imparato, de sal difficoltà de scattentu, de su rapporto che sa generazione de sos pulmannos o quando vi buono e quando vi malu, de sal gelosias. E me dal satera al volta sun sos conto de su cambiamento, sun sos conto de sal difficoltades. Chi ha agattato su tenore intro de salbidas e fuori salbidas. Ma ter voltas cadonzi cantatore de una storia sua, personale. Beste, bessi da campus, storia de Saida. Però quando prendo una ida intervista a Schimbe 6-7, si storia de Saida saberi ti commento un frore in verano, cioè diventa da me, bruscolorata, de milli colore, se che non sono li daidi. E si storia de Saida tenete tanto una fungaria manna. E donzi cantatore lea da sughirru e sanda la sua, commente su cantare tutto. E tanto questo sconto, quando lo sponimmus parisi, est un conto corale, un concordo de oghese, mannu, fatto de un montone de oghese, che però non s'ammontonano, non sono ammontonadas e confusas. Caso sistema del suo podcast tene gusto de bello. Chi la distingue una da esattera. E in oghe, io spero debba essere resessido, de mi che essere abbarrato a zigintretto il meos, come te quando si canta al tenore, si fa contra, non mi che deppo colare oghe. E spero debba essere resessido, e l'ana zuigare, so scana intendere questo bodo, che scana tenne sa pazienza, sa gana, e spero siano meda. Desidero ascoltare questo bello scontro, che sono vidas de cantadores, cioè su mondo vivido e contato da esala de su cantico. In umbe tutto sa vita de gustas persones este vista da esughirru de su cantare, da ite grenarres cantare. E bessi da campo una Sardegna che se noi scrutammus custas non si conosca. E io spero che questo progetto non fina. O mezzo, fini di modas. Questo finanziamento del suo ministero che dualmente vada a su cominzo, della legge 77, gai, ma che possa seguire. In attero so progetto so che in saraglia, in susurco de gusto modas, si va in questa stessa direzione. Si rende a fraigare, commentamo il fatto finza soia. Mezzo rende su chi qualche cosa si pote e si deve mezzorare, e andende galu de brus in intro de dottus a schistiones, e dende galu de brul boghe a donzi cantatore. E sas intervistas in tamel de essere chimbanta, chimbantotto, potanesse schentu, dugentos o pruspuru. Che un enardo, ma voi a savvine samantessi? No, no, il mai samantessi storia. Calchi olta sas storia s'abboiana, questo sconto s'abboiana, ma un montone de altre al volta s'abberi in giannas e non s'abberini mundos. E tanto io spero che questo il mondo de su canta tenore potan seguire in su tempo il benidore. Con questa bella speraulas, vos invitiamo a seguire su podcast de Modas che ad essere pubblicato ogni ghida po quasi tutto su 2023. Su tempus de oe, su passato e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Piluso. Deus io Diego Pani, vos saluto e vos torro grazie per attenzione. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Piluso. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Piluso e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.